Eccoci qua, nuovo vlog, nuovo video dopo qualche mese che non ci vediamo, sempre in compagnia del buon Loki che oggi non è in veste meccanico ma in veste schivatombin. Esatto. Poi spieghiamo cos'è questo schivatombin. Ma hai anche le cuffie te, vecchio? Eh sì, sono collegato con Bruno Pizzoli in regia, così mi dice dove andare, destra, sinistra, top. Oggi facciamo un giretto, bici da corsa al Pago e poi vediamo dove ci porta il vento, nulla di programmato, andiamo a sentimento. Partenza mattina presto col freschetto, quindi non c'è neanche traffico, allora vediamo tutta la ciclabile che ci sarebbe qua sopra e come i veri atleti del Giro d'Italia c'è la bicicletta. Oh, sinistra! No! Ok, piccolo misunderstanding, andiamo a prendere la ciclabile, quindi ci togliamo del traffico. Siamo in the center of the world, città che ha dato i natali a Luca Facco, è un personaggio mistico, non si sa se lo troveremo o meno, nel dubbio noi proseguiamo. Mattinata incredibile, c'è il buon Loki che mi tira il collo da quando siamo partiti, ma magari dopo gli sgonfia un po' la gomma dietro così va più piano. Non poteva mancare un po' di grave nel nostro giro. Noi non mettiamo le ruote un po' fuori dalla strada, poi non siamo contenti. Veramente una chicca questa strada perché ti porta direttamente al lago evitandoti tutto il traffico e comunque stando al fresco perché riparati dagli alberi. Tra l'altro la mia bici da enduro è qua in riparazione, salutiamola. Mamma mia che vibes incredibili questa mattina, si sta veramente bene. A parte che io sto dissimulando la mia sofferenza, sto morendo, ma l'importante per il vlog è sembrare atletici e soprattutto avere un buon Loki che ti tira la scia davanti, quello è fondamentale. Questo tratto del Giro del Lago lo soffro tantissimo, come mi consola che anche Loki sia sui pedali in sto pezzo per mantenere la media e faccio più vero cicloamatore seduto e muoio da seduto. Comunque se avete bisogno di indicazioni qua c'è sempre un veneziano, si tiene proprio sul cartello Venezia a simboleggiare le sue origini e lui vi indica la strada in base al giro che dovete fare. Sella Fadalto 489. Siamo arrivati in cima al Falzarego. Allora, piccolo Fadalto. Shhh, sempre con la F, non sta a dire, siamo... Ho fatto 2000 metri. Vabbè, ormai niente, no? Chi mi ha rovinato. Vabbè, siamo arrivati in realtà in cima appunto al Fadalto. 2000 metri di dislivello. Sì, 2000, tutti, ti fateci vedere le facce provate. Allora, piccolo tip di viaggio che non avrei mai detto. Qua hanno di quei paninazzi, pizzette veramente, veramente top. Perché scappi? Dei paninazzi, delle pizzette top quality per rifocillarvi, ma noi siamo appena partiti, quindi nada. Vorrei porre un attimo la vostra attenzione sulla potenza di quest'uomo perché nessuno mi crede mai quando dico le cose. Allora vorrei farvi vedere che è talmente potente che ha il polpaccio che è talmente grosso che tocca dentro la catena. Cioè è talmente grosso che ha il polpaccio che tocca dentro la catena. Siamo dal comune di Belluno per entrare in quello di Treviso. Mamma mia che vantaggio! Mamma mia che bello farlo col fresco la mattina e soprattutto in giù, non in su. È top temperatura. Qua finisce ufficialmente la parte divertente del nostro giro ed eccoci in arrivo a Revine Lago. Qua a Revine, verso metà fine estate mi pare, c'è un bellissimo evento di cinema, il Lago Film Fest. Oh che belli che giocano,
Che hai trovato? Oh, guarda che c'è il tuo amico qua. Grande! È un vero influencer. Siete due influencer. Aspetta che ti faccio la foto, mettiti là, va che belli. Siamo entrati in territorio colline del Prosecco. Difatti, come vedete, l'occhio inizia già a scalpitare. Qua tutti i vigneti che tra poco produrranno dell'ottimo vino. Poi queste stradine qua io le adoro perché sono fuori e o le fai in bici o difficilmente passi in posti del genere. Magari scopri anche posticini veramente belli, tipo Trattoria da Carlo, che se non passi in bici manco sai che esiste. Ah, che piacere! Che sensazioni, che vibe di benessere! Ragazzi, adesso davanti a noi si aprirà un panorama che è un qualcosa di incredibile. Secondo me ve lo ricordate per i più attenti dal giro che avevo fatto con Laura. Ciao! Oh, finalmente uno che saluta. Avevo fatto con Laura, cioè assurdo, bellissimo. Tra l'altro per di qua passa anche un bellissimo giro gravel che fanno verso maggio-giugno, pare, la Nova Eroica Prosecco Hills. Passa per questi posti veramente incredibili. Ciao! Sì, al refronto, Loki! Oh! Come facciamo i veri cicloturisti. E noi arriviamo al matrimonio così, al molinetto della Croda. È il nostro matrimonio. C'è gli sposi. Molinetto e via. Allora, eccoci sulla salita ormai quasi finita di Guia di Valdobbiadene e poi se tutto falso piano fino a casa, se tutto falso piano fino a casa, ci sono altri strappi del genere. Attenzione, ho staccato Loki in discesa, forse riesco ad arrivare per primo in centro prima di Loki. Attenzione, parte la fuga. Eccoci in centro a Valdobbiadene. Vabbè, secondo me possiamo tagliare direttamente senza fare la salita come le auto. Ma vuoi allungarla di 500 metri? Dai che andiamo via. Comunque veramente saranno anni che non bevo una Coca-Cola. Ristorati e rifocillati, torniamo, sempre che non ci tirino sotto col trattore, cerchiamo di tornare a casa. Dato che a noi il traffico non ci piace, abbiamo deviato per Quero, così facciamo un po' di più chilometri, ma almeno non siamo sulla statale. Curve molto estreme in quel di Anzou. Loki continua a evitare tutte le fontanelle, non vuole farmi bere. Comunque ragazzi, sti 100 km mi stanno facendo veramente sudare. 11,5, un caldo porco e in salita. Siamo a 99,69, fermi. Se pensavo di farli in piano, belli, a una bella velocità, invece 8 all'ora, sotto il sole, dispersi nelle campagne tra Anzou e Busche. 99,90! 95! 6! 99,900! Proprio sul dosso! Oh! Finalmente i miei primi 100 km! Che liberazione! 25 km siamo a casa! No! Vabbè dai, tanto sono tutti in salita sti 25 km. Comunque devo dire che ho veramente sofferto gli ultimi chilometri, non so se per il caldo, se per la testa, però sono arrivato a 100 e essere comunque sulla strada del ritorno mi sta dando nuove energie, nuovi stimoli. Allora tipo neanche 5 km dall'arrivo il povero Loki ha forato. Allora a 5 km da casa purtroppo Loki ha forato. Per fortuna che è lui il meccanico del gruppo, quindi in 30 secondi è di nuovo a posto. E colgo l'occasione con Loki in sfondo che fa da meccanico. Giro per me può rivelarsi finito, concluso. Bel giro, 100 e qualcosa chilometri, 1200 qualcosa di dislivello. E niente, adesso cercherò qualche nuovo giro da fare. Intanto lasciatemi un like se vi è piaciuto, un commento, qualche suggerimento per nuovi giri e ci vediamo al prossimo video.